Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati all'appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo come al solito ad alcuni dei fatti del giorno. La Grecia, con qualche ragionamento intorno alla vittoria di Tsipras, e poi la questione immigrazione, con due inchieste che compaiono su Avvenire e sul Corriere della Sera in cronaca milanese, a due passi da qua, cosa succede in stazione centrale. Un ragionamento un po' più vasto di Domenico Cacopardo che ci porterà anche al libro di Michel Houellebecq, Sottomissione, che non è vero, come ha scritto l'illustre scrittore e critico letterario Alessandro Baricco, amico di Renzi, che è un libro trascurabile, che va anche, come dire, lasciato nel cassetto, si può anche non leggere. Al contrario, gli ha risposto in maniera molto precisa sulla stampa di domenica scorsa Cesare Martinetti, inviato del quotidiano torinese a Parigi. Il libro di Houellebecq invece va letto perché affonda la lama, per così dire, nelle contraddizioni e nei limiti, diciamo, della nostra attuale situazione politica. Attraverso quella francese possiamo benissimo leggere anche la nostra e quella europea in generale. Il libro di Houellebecq, Sottomissione, edito in Italia da Bompiani, va assolutamente letto. Infatti ve ne vorrei proporre dopo qualche brano, oltre a quelli che sono stati anticipati dai giornali. E come spesso accade, sono stati anticipati i brani più neutrali possibili, diciamo così, perché in realtà il libro di Houellebecq, superate le prime 20 pagine, dove il lettore può apparire un po' disorientato, può rimanere un po' disorientato, ma poi capisce il senso della narrazione di Houellebecq anche in ordine alle digressioni che il protagonista del romanzo, François, un intellettuale, diciamo così, tipico francese, un professore universitario, fa su se stesso, sulla propria vita anche intima e via dicendo. Poi si capisce il perché rappresenta un tipo umano che è il tipo umano francese, potremmo dire europeo, forse occidentale, in decadenza, in smarrimento, in totale mollezza, diciamo così, a fronte invece di una minaccia che si fa corposa e che prende poi mano a mano con le pagine del libro corpo nella narrazione di Michel Houellebecq. Quindi un libro, come ha scritto giustissimamente il corrispondente da Parigi della stampa di Torino, Cesare Martinetti, assolutamente da leggere. Un libro, anzi, che come nessun altro, credo, testo letterario ci fa entrare a pieno nella contemporaneità, in ciò che c'è intorno a noi. E l'articolo di Cacopardo proprio si rifà anche al libro di Houellebecq. Però c'è anche una notizia sul terremoto e i risarcimenti. Stiamo parlando del terremoto in Emilia-Romagna del 2012. A 2 anni e 7 mesi dal terremoto, i risarcimenti alle imprese emiliane a che punto sono? Fa il punto oggi il Sole 24 Ore e vedremo che la situazione non è tanto rosea, per così dire. E intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani ci parla di un assalto a un cavò con spari a colpi di Kalashnikov nel Vercellese, un conflitto a fuoco con i carabinieri e i banditi che bruciano l'auto per la fuga. Un replay di quanto avvenuto alle porte di Milano sull'autostrada A8 all'altezza di Turate qualche tempo fa. Conflitto a fuoco a colpi di Kalashnikov questa notte a Quinto Vercellese tra carabinieri e una decina di banditi che con una ruspa avevano tentato di assalire il cavò di un istituto di vigilanza. Dopo la sparatoria, per coprirsi la fuga, i malviventi hanno dato fuoco ad alcune auto. Diverse le strade che ancora sono inagibili, scrive l'agenzia ANSA. In prima pagina a dare l'allarme ai carabinieri sarebbe stato un vigilante dell'istituto Fidelitas dove è avvenuto l'assalto. I malviventi, almeno una decina, si sono presentati con un camion dal quale hanno scaricato la ruspa con la quale volevano demolire il muro di cinta e raggiungere il cavò, dove è custodita un'ingente somma di denaro. Spari con Kalashnikov nel corso dell'assalto. Mentre dalla Libia una notizia che ha a che fare con le attività dello Stato islamico, un'autobomba in un hotel a Tripoli, un morto. Un'autobomba è esplosa stamani davanti all'hotel Corinzia di Tripoli, sono stati uditi spari, un addetto alla sicurezza è stato ucciso. In un comunicato lo Stato islamico ha rivendicato l'attacco per la morte il 3 gennaio di Al-Libi, tra i leader di Al-Qaeda, mente degli attentati alle ambasciate statunitensi in Africa degli anni 90. L'hotel è stato evacuato, l'albergo della capitale libica è di proprietà maltese. Il governo della Valletta di Malta, dopo l'attentato, ha attivato un'unità di crisi. In Francia, invece, una retata contro gruppi di combattenti islamici è in corso stamani a Lunel, un comune dell'Hérault, nel sud della Francia, dal quale provengono una ventina di giovani partiti per la guerra santa in Siria. È anche uno dei comuni dei quali ha parlato lo scrittore Eric Zemmour,
parlando appunto della sostituzione di popolo in atto in Francia a partire dalla sua esperienza nel comune di Lunel, del quale è originario lo scrittore e giornalista francese Éric Zemmour, autore del libro, un altro libro che vende moltissimo in Francia, Il suicidio francese. Proprio attraverso l'osservazione della cittadina di Lunel, Zemmour dice è stata messa in atto una sostituzione di popolazione, sostituire i francesi con i musulmani. E qui torniamo ancora al tema di Houellebecq. In ogni caso, secondo il quotidiano locale Midi Libre, l'operazione condotta dai reparti speciali è cominciata alle 6:30 di stamani. 5 persone sospettate di reclutamento per la guerra santa coranica sono state fermate. 6 abitanti di Lunel fra i 18 e i 30 anni sono morti in Siria negli ultimi mesi, scrive l'agenzia ANSA. Per tornare invece al tema greco, ne ha parlato il ministro dell'economia tedesco, Schäuble. La Grecia soffre a causa dei suoi politici, non per decisioni di Berlino o Bruxelles. I greci, ha detto il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble al Parlamento dell'Unione Europea, i greci soffrono non per le decisioni di Berlino e Bruxelles, ma per il fallimento della loro elite politica degli ultimi decenni. Il ministro dell'economia ha precisato di aver dato molto aiuto al ministro delle finanze greco, che ha sfruttato poco questo aiuto. Bisogna dirlo, ha detto Schäuble. Tornando invece alle questioni di politica interna, il voto per il Quirinale crea un nuovo problema dentro il Movimento 5 Stelle. C'è un'ampia fronda di dissidenti e una decina si prepara ad abbandonare il movimento, mentre Grillo e Casaleggio cercano di uscire dall'angolo, richiamando alla responsabilità i parlamentari del PD. Fateci voi una rosa di nomi e noi la voteremo nei primi 3 scrutini, dicono Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio in una lettera che inviano a tutti i parlamentari del PD. I nomi proposti dai parlamentari del PD saranno votati dagli iscritti del Movimento 5 Stelle online nei prossimi giorni, si legge nella mail spedita dopo il nuovo no alle offerte di Renzi. Intanto dalle fila dei 5 Stelle un nuovo no. Non siamo noi che ci siamo tirati indietro, ma Renzi che non dà i nomi, bla bla bla. Ma c'è una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Alcuni deputati, 10 a quanto pare, che oggi hanno annunciato in diretta l'addio al Movimento 5 Stelle. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA, erano andati a Londra per studiare, cercare lavoro, inseguire il sogno di giocare a calcio in un club professionistico. 5 giovani calciatori dilettanti di origine portoghese hanno invece scelto di imbracciare il Kalashnikov e combattere in Siria per l'ISIS, lo Stato islamico. Un tempo avvicinati dai talent scout in cerca di giovani promesse, ora sono braccati dagli agenti segreti occidentali. Secondo il Mail Online possono portare direttamente sulle tracce del famigerato John il jihadista, cioè il boia dello Stato islamico, protagonista di video in cui decapita ostaggi occidentali. I 5 ex calciatori avrebbero avuto un ruolo cruciale nel produrre e diffondere quei filmati, visti con orrore dalle cancellerie e dalla gente di mezzo mondo. La caccia condotta dai servizi di sicurezza è serrata. Vengono seguiti i loro profili Twitter e Facebook. Si sta studiando un modo per localizzarli, prima loro e poi Jihadi John, considerato il nemico pubblico numero 1 da Gran Bretagna e Stati Uniti. I servizi britannici lo avrebbero già identificato, ma non hanno voluto rivelare il nome del boia che compare nei video dello Stato islamico, decapitando. Il suo accento dice molto, viene dall'est di Londra, la stessa zona dove si erano sistemati i 5 giovani calciatori dilettanti di origine portoghese, i 5 ragazzi venuti dal Portogallo in cerca di fortuna e che invece si sono convertiti all'Islam sostituendo il Corano al pallone. Da lì poi è iniziata la parabola discendente nel mondo dell'integralismo islamico fino alla decisione di partire per la Siria. Il più promettente si chiama Fabio Pocas, ha adesso 22 anni, aveva giocato nelle giovanili dello Sporting Lisbona, le stesse dove in passato era cresciuto Cristiano Ronaldo. Pocas sembrava aver la strada spianata nel calcio inglese, ma poi ha seguito la causa della guerra santa coranica. Di recente ha scritto su Facebook: la guerra santa è l'unica speranza per l'umanità. E infine, sempre dall'agenzia ANSA di stamani, un incendio in casa di Jean-Marie Le Pen, il fondatore del Front National, padre di Marine Le Pen, è ferito al viso, ma, ha detto la figlia, niente di grave. Incendio in casa del fondatore del Front National, pare che all'origine delle fiamme divampate nella sua abitazione nell'Interland parigino ci sia stato un problema
al caminetto. La casa è andata a fuoco, mio padre era all'interno, è ferito al viso, niente di preoccupante, ha detto la leader del Front National Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, 86 anni, è stato portato via dall'abitazione in fiamme insieme alla moglie Janie, ma il suo stato di salute non suscita inquietudini, ha detto una fonte del Front National. L'anziano fondatore dell'estrema destra transalpina si era rifugiato sulla terrazza dopo l'incendio ed è caduto mentre fuggiva dalle fiamme. L'incendio, la cui coltre di fumo è ben visibile anche da lontano, sarebbe dovuto a un problema alla canna fumaria del caminetto a cui lavorava un operaio, scrive l'agenzia ANSA. E adesso andiamo al tema della Grecia con il contributo di alcuni articoli che potete leggere su diversi quotidiani di oggi, partendo dal Manifesto, perché il Manifesto è una lettura interessante oggi. Il quotidiano comunista non si fa problema del fatto che il vincitore delle elezioni greche, Tsipras, uno che ha dato al figlio il nome di Ernesto prendendolo da Che Guevara nel 2012, insomma uno che dovrebbe essere nell'album di famiglia, per usare un'antica espressione della sinistra, abbia stretto un'alleanza con un partito di destra che sui temi della immigrazione, sui temi dei diritti civili cosiddetti, matrimoni gay e via dicendo, ha idee esattamente opposte rispetto a lui. Però, secondo Dimitri Deliolannes, corrispondente del Manifesto da Atene, questo accordo fra destra e sinistra non ha niente a che fare con quello che in Italia chiamiamo il Nazareno, cioè il patto Renzi-Berlusconi. È tutta un'altra musica, niente a che vedere col patto del Nazareno. L'alleanza di governo tra Syriza e i greci indipendenti, il partito ANEL, è esattamente il contrario. Perché? Perché è un accordo di programma squisitamente politico, liberare la Grecia dalle catene della Troica e dell'austerità. Insomma, il patto sinistra-destra in Grecia è politico, in Italia è ciofeca. Sicuramente l'alleanza è stata accelerata dal fatto, scrive Deliolannes sul Manifesto, dal fatto che al partito di Tsipras mancano 2 seggi, ma in ogni caso Tsipras aveva già detto prima del voto che non avrebbe fatto un governo monocolore, cioè solo col suo partito, Syriza. Tsipras aveva detto chiaramente prima del voto che voleva la collaborazione anche di altre forze politiche, personalità della società civile, forze indipendenti senza partito, ma anche qualcuna tra le forze minori in Parlamento. Il leader del partito Greci Indipendenti, il partito ANEL, giusto appunto, si era dichiarato disponibile e Tsipras non aveva respinto l'offerta. Quello dei Greci Indipendenti è un partito di centrodestra, ma è anche una forza coerentemente anti-austerità. Il partito è nato agli inizi del 2012 da una scissione di Nuova Democrazia. Nuova Democrazia è il partito del premier uscente Samaras. Samaras aveva imposto al suo partito una vistosa svolta in favore della Merkel e a quel punto i greci indipendenti sono nati per scissione dal partito troppo merkeliano, quello del premier uscente Samaras. Kammenos, che è il leader del partito greci indipendenti, ha votato contro le misure imposte dalla Troica, è stato espulso e con altri deputati dissidenti ha formato questa nuova forza politica, adesso alleata di Tsipras. Durante il precedente governo i greci indipendenti hanno subito attacchi furibondi da parte di Nuova Democrazia, il partito di centrodestra del premier Samaras. Un nutrito gruppo di deputati si è distaccato e chi è rimasto ha denunciato forti pressioni e offerte milionarie per tornare all'ovile, in particolare durante le critiche presidenziali di dicembre. Questa tempesta aveva creato un clima di incertezza, tanto che i sondaggisti erano certi fino all'ultimo che il partito di Kammenos, il neo alleato di Tsipras, avrebbe avuto grandi difficoltà a superare la soglia del 3% per entrare in Parlamento. E invece il partito non solo è riuscito a superare brillantemente la soglia, ma ha scavalcato anche di poco i socialisti del partito socialista greco, appunto il PASOK, che hanno preso il 4,6%, una soddisfazione non da poco. Sul piano economico le proposte di ANEL, cioè del neo alleato di Tsipras, sono del tutto coincidenti con quelle di Syriza e su questo non si attendono frizioni rilevanti tra i due partiti. Questa convergenza è importante per Tsipras. Evita così di dover ricercare consensi fra i partiti minori che invece hanno un atteggiamento ambiguo verso le ricette della Troica. Il riferimento è al partito Topotami, il fiume, del presidente Stavros Theodorakis, del presentatore TV Stavros Theodorakis, ampiamente sponsorizzato dai media ellenici ed europei. L'eventuale alleanza con il partito Topotami
avrebbe mandato all'elettorato un segnale di accomodamento sia con i falchi di Bruxelles sia con l'oligarchia greca che controlla le emittenti private. Un rischio grosso per il nuovo governo. Molto meglio ANEL, il partito dei greci indipendenti. Questa alleanza offre a Tsipras anche altri vantaggi: la possibilità di arginare la campagna da guerra civile intrapresa da Samaras e poi sul piano europeo gli offre l'occasione di dimostrare che lui non è un marxista statalista guidato da assiomi ideologici, ma il leader di un governo espressione di tutta la vasta area di rifiuto dell'austerità, che va ben oltre la sinistra. Infine, Kammenos, il leader del partito Greci Indipendenti, Kammenos ha un'altra importante funzione nel progetto governativo di Tsipras. Si chiama sicurezza nazionale ed è un argomento molto delicato. Da tanti decenni la Grecia subisce le minacce della vicina Turchia, che occupa circa un terzo dell'isola di Cipro e rivendica una specie di condominio nel mare Egeo. Con la crescita, l'ascesa dei neo-ottomani Erdogan e Davutoglu, le cose sono peggiorate. Come premier, Tsipras deve gestire i difficili rapporti con la Turchia difendendo i diritti della Grecia, ma nel fare questo rischia di suscitare la sensibilità di una parte del suo partito che ha sempre considerato con indifferenza i conflitti regionali che non fossero compresi nello schema anti-imperialista. Con la destra di Kammenos al governo sarà più semplice tacitare i malumori. In questo schema rientra anche la gestione del problema dell'immigrazione. Tsipras da tempo ha abbandonato le vecchie posizioni di Syriza, centrate principalmente sul rispetto dei diritti degli immigrati, che all'epoca erano per lo più lavoratori albanesi. Ora la situazione è cambiata. Al posto degli immigrati ci sono disperati che scappano dalle guerre. Il leader di Syriza, Alexis Tsipras, ha adattato la sua politica alla nuova situazione. Nessun intervento straniero nelle aree della crisi e condivisione tra tutti i paesi europei dell'accoglienza dei profughi. Anche in questo caso il leader del partito di destra, neo-alleato di Tsipras, Kammenos, è un ottimo schermo contro i settori minoritari di Syriza che sostengono una politica di porte aperte. Bisogna aggiungere, conclude per il manifesto Dimitri Deliolannes, che il partito ANEL in Grecia è famoso principalmente per certe posizioni bizzarre. Il suo leader, Kammenos, ha sostenuto pubblicamente l'esistenza delle scie chimiche e di altre tesi complottiste, stranezze che fanno sorridere, ma certo non in grado di creare problemi al nuovo governo. Sulla questione degli omosessuali e del tradizionalismo religioso non si dice niente. Insomma, anche il manifesto fa buon gioco, non una cattiva, a ottima sorte, quella che ha avuto Tsipras alle elezioni. Si fa passare di tutto, insomma, un bel partito di destra, anche con venature francamente comiche o grottesche come le scie chimiche e le tesi complottiste, la posizione chiusa sui matrimoni fra gay e sulle questioni dei diritti civili, l'immigrazione, anche su questo tema distante anni luce, però siccome ha vinto va tutto bene, Madama la Marchesa ateniese. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TGI che con soli 3,50 € ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TGI, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen tu è da 169 € al mese, TAN 3,99, TAIG 5,65, anticipo 6.250 €. E dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TGI e nuova Golf Variant TGI, il metano secondo Volkswagen. Mi chiamo Simone De Angelis e sono un meccanico.
4422. Allora, tutto a posto in Grecia perché ha vinto Tsipras e si può alleare anche con la peggio o la meglio destra, non fa problema neanche ai compagni del manifesto. Per quanto concerne invece i conti della serva, diciamo così, sul Sole 24 Ore di oggi Vittorio Darold cerca appunto di fare 4 conti. Quanto costano le promesse di Tsipras ai greci? Syriza, il partito di Tsipras, ha vinto promettendo la fine delle politiche di austerità in un paese, la Grecia, che ha un debito pubblico di 330 miliardi di euro, pari al 175% del suo prodotto interno lordo. In Italia siamo al 133-34%. Dopo i sogni arriva la realtà, il risveglio. Il governo a guida Syriza, insieme ai destrorsi di greci indipendenti, dovrà trovare una bella sommetta, visto che i costi delle promesse elettorali di Tsipras sono pari a 11 miliardi e mezzo. Senza contare, a fronte di casse semivuote dell'erario, anche perché i greci non stanno più pagando le tasse sperando in un calo o in una forte riduzione delle tasse medesime, anche perché a fronte di casse semivuote ci sono scadenze in arrivo dei titoli pubblici, i bond greci, che nei prossimi mesi scadono per circa 10 milioni di euro. Totale, entro luglio, il governo greco deve trovare 21 miliardi e mezzo di euro. È facile promettere in campagna elettorale di ripristinare la 13ª mensilità per centinaia di migliaia di pensioni minime, di ridurre o eliminare l'odiato balzello sulla prima casa o addirittura fornire la corrente elettrica gratis e distribuire i buoni pasto alle famiglie bisognose. Facile anche promettere di alzare la soglia di esenzione fiscale da 5 a 12 mila euro in un paese peraltro flagellato dalla evasione fiscale di massa. O, altra promessa, alzare il salario minimo da 450 a 700 euro e ripristinare l'assicurazione sanitaria ai disoccupati, che sono il 25% della popolazione e raggiungono il 60% per i giovani. Sono tutti benefici da welfare scandinavo, benefici che costano parecchio a ogni latitudine. E non sono uno scherzo, a maggior ragione ad Atene, soprattutto se si hanno poche riserve e le banche hanno chiesto l'intervento del fondo speciale per evitare una crisi di liquidità. Syriza punta su una riduzione del debito pubblico o su un allungamento delle scadenze per ripagare il debito e su nuovi parametri per il pagamento degli interessi, pari a 9 miliardi di euro all'anno. Parametri che dovrebbero prendere in considerazione la crescita economica o il calo della disoccupazione, tutti elementi che ridurrebbero il costo del pagamento del debito. Sebbene oggi l'interesse medio pagato sul debito al Fondo Salva Stati Europeo ESM è di 1,5%, un bel po' ridotto rispetto al 5% medio dei prestiti del 2010. Oltre a questi risparmi teorici, tutti da verificare, Tsipras punta anche sull'utilizzo, tramite un accordo col Fondo Monetario e con la Troika, o meglio, col Fondo Monetario e con l'Unione Europea, perché la Troika non fa più parte dei protagonisti della vicenda per il nuovo governo greco, che d'ora in avanti, ha detto, parlerà solo nelle sedi istituzionali europee e internazionali. Tsipras, dicevamo, punta anche sull'utilizzo, tramite un accordo con Fondo Monetario e Unione Europea, di una riserva di 11 miliardi di euro per ricapitalizzare le banche di interesse nazionale greche. Gli 11 miliardi di euro sono quanto rimasto dei 50 miliardi di euro di prestiti destinati originariamente a ricapitalizzare le banche greche, che erano state devastate dopo la decisione del taglio da 100 miliardi di euro sui bond, sui titoli greci detenuti appunto dalle banche medesime. Una decisione che aveva mandato a picco anche le banche di Cipro, che avevano in pancia 4 miliardi di euro di titoli greci. Oggi il debito pubblico è in mano all'80% a soggetti pubblici, cioè paesi dell'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Fondo Europeo di Salvataggio, l'ESM. L'8% è in mano alla BCE. Quindi la partita sulle eventuali ristrutturazioni del debito coinvolge soprattutto governi e soggetti internazionali, ma i soldi di cui si tratta per un eventuale secondo taglio del debito sono tutti dei contribuenti, non di soggetti privati, un elemento che rende ancor più complessa la partita negoziale, soprattutto se, come quest'anno, in Europa sono previste, dopo quella greca, altre 7 consultazioni elettorali, tra cui quelle britannica e spagnola, col partito Podemos in Spagna in testa nei vantaggi.
Sulla questione della Grecia poi si sofferma, cercando di badare anche al costo per l'Italia, Ugo Bertone in prima pagina su Libero. E la cifra che Libero sintetizza è quella di 40 miliardi di euro. Questi sarebbero i crediti degli italiani nei confronti della Grecia, più naturalmente i quattrini investiti dai risparmiatori in eventuali titoli di Stato greci. Tra i grandi creditori della Grecia, l'Italia è al terzo posto con 40 miliardi di euro, cioè l'Italia ha un credito da riscuotere, da incassare dalla Grecia di 40 miliardi. Al primo posto c'è la Germania, 60 miliardi, è il primo creditore della Grecia. Al secondo posto la Francia, 46 miliardi. La situazione è molto cambiata rispetto alla crisi greca del 2010, perché a quell'epoca, racconta Bertone su Libero, prima pagina e pagina 8, nel 2010 a rischiare di fronte a una bancarotta, a un default della Grecia, erano soprattutto le banche tedesche e quelle francesi che erano fortemente esposte verso i titoli pubblici greci. Sotto la pressione della Germania, i debiti verso le banche sono stati sostituiti da impegni verso gli stati, decisi in base al prodotto interno lordo dei vari paesi. Quindi le banche se la sono cavata già all'epoca, come abbiamo più volte detto. Così, nonostante che le banche italiane avessero un'esposizione molto bassa verso le banche greche, oggi l'Italia vanta 3 miliardi e 200 milioni prestati direttamente ad Atene, più quelli versati come contributo al Fondo Salva Stati ESM, il fondo europeo, e le quote che fanno capo alle partecipazioni della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario nei titoli greci. Alla partecipazione dello Stato, che è equivalente all'importo di 10 IMU, per usare un paragone corrente in Italia, si devono poi aggiungere gli investimenti dei privati. Dallo scorso aprile la Grecia, che nei confronti dei privati ha solo una trentina di miliardi di debito, ha ripreso a offrire titoli a 5 anni a un rendimento del 4,95%, raccogliendo così l'attenzione di alcune migliaia di risparmiatori. Non è stato un grande affare, visto che ieri rendeva il 10,15% contro l'11,34% del bond triennale, considerato il più rischioso perché la bancarotta, se mai avverrà, sarà entro il 2018. Ha poi fatto seguito il decennale, già salito a rendimenti a 2 cifre, che ieri veniva trattato a un tasso dell'8,87%. È senz'altro un investimento vietato ai deboli di cuore, scrive Bertone, ma non va taciuto che banche del calibro di UBS e Credit Suisse si dicono fiduciosi sulla sorte dei Sirtaki bond, cioè dei titoli di Stato greci. Infine ci sono le relazioni tra imprese che tutto sommato però sono modeste. Il quadro potrebbe cambiare se Terna si aggiudicasse l'acquisto di Admie, che è la rete di trasmissione elettrica greca. L'operazione, già avviata dal governo Samaras, sarà probabilmente bloccata dopo la vittoria di Syriza. Insomma, fatte le somme, l'Italia figura a pieno titolo fra i creditori della Grecia, cioè tra i soggetti che potrebbero essere chiamati a praticare uno sconto dal nuovo premier Alexis Tsipras. Spesso, per uno strano destino, diciamo così, scrive ancora Bertone, viene accomunato tra i paesi a rischio contagio di Atene l'Italia. Il motivo è che dietro la Grecia, che ha un rapporto debito-PIL pari al 177%, un rapporto che è peggiorato di una quarantina di punti da quando è stata imposta la politica di austerità, dietro la Grecia c'è l'Italia con il 131,8%, il Portogallo ha il 131,4% nel rapporto debito-PIL. Insomma, una condizione scomoda quella dell'Italia, almeno in teoria, perché per fortuna sui mercati finanziari la situazione dell'Italia è migliore rispetto a quella del 2010-2011, quando i titoli di Stato a 10 anni sono arrivati a rendere all'8%. Ma in ogni caso il rapporto debito-PIL italiano è messo male, è il secondo in Europa dopo quello greco. Fatta la sintesi, rischiamo 40 miliardi, titola Libero riassumendo il ragionamento di Ugo Bertone. La Grecia chiede uno sconto sui titoli pubblici e l'Italia trema perché partecipiamo al debito greco sia direttamente sia attraverso il Fondo Salva Stati ESM, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario. In tutto sono 40 miliardi di credito.
Sulla questione poi dell'Europa vi segnalo anche, per completezza, sui giornali di oggi la pagina dei commenti e delle inchieste del Sole 24 Ore, che traccia una cartina d'Europa sotto il segno dei partiti euroscettici in avanzata costante. Nel continente europeo sono 62 i partiti euroscettici che hanno raccolto alle europee mediamente quasi il 15% dei voti. In Germania agli anti-euro di AfD, Alternative für Deutschland, si sono aggiunti gli xenofobi anti-islamici di Pegida, il movimento contro l'islamizzazione dell'Occidente, che manifesta tutti i lunedì a Dresda, eccetto lunedì scorso, che gli è stato vietato. In Spagna Podemos è dato dai sondaggi al 28,2% delle intenzioni di voto, diventerebbe il primo partito spagnolo, superando d'un balzo il Partito Popolare e il Partito Socialista. In Germania Alternative für Deutschland ha il 7%, in Olanda il Partito della Libertà di Geert Wilders ha il 28%, nel Regno Unito lo UKIP di Nigel Farage ha il 15% come minimo, 15% alle europee. In Irlanda gli euroscettici di Sinn Féin al 26%, scrive ancora il Sole 24 Ore, percorrendo la mappa della cartina europea per segnalare i movimenti euroscettici, diciamo così, o eurocritici. In Spagna il partito Podemos al 28,2% secondo i sondaggi, in Danimarca il Partito del Popolo ha il 19,1%, in Francia il Front National al 28%, in Svezia gli euroscettici democratici svedesi al 18%, in Italia fra Movimento 5 Stelle e Lega siamo ben oltre il 32,5%, un cittadino su 3. In Finlandia il partito dei finlandesi al 14,2%, in Lituania pure ci sono gli euroscettici di Ordine e Giustizia col 9%, in Polonia gli euroscettici del partito Diritto e Giustizia sono al 29%, in Ungheria gli euroscettici di Jobbik al 14%, in Austria l'FPÖ, il partito della libertà, al 27%, in Grecia fra Syriza e i greci indipendenti che hanno formato il governo sinistra-destra siamo al 41,1% di euroscettici. Così il Sole 24 Ore. Ma a proposito di temi europei, vorrei anche leggere il commento di Riccardo Ruggeri che compare su Italia Oggi e che parte dall'altro fatto dell'altra settimana, che peraltro si collega anche ai fatti di questa settimana, cioè l'annuncio di Mario Draghi, il famoso bazooka, il quantitative easing, cioè la decisione della Banca Centrale Europea di acquistare titoli pubblici, titoli di Stato. Sono arrivato molto preparato alla conferenza stampa di Draghi sul quantitative easing. Ho letto tutto quello che c'era da leggere, scrive Riccardo Ruggeri, e ho trovato geniale l'americano che ha chiamato il quantitative easing come helicopter Ben, dove Ben sta per Ben Bernanke, il numero 1 della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, l'inventore della teoria del buttare quattrini a pioggia dall'elicottero. Ebbene, dopo aver buttato negli Stati Uniti 3.500 miliardi di dollari, è la liquidità che la Banca Centrale Americana ha, come si dice, messo sul mercato, dopo aver buttato 3.500 miliardi di dollari, di questione strutturale c'è ben poco, se non il fatto di aver creato molti posti di lavoro di infima qualità, permettendo però a Obama di dire che la crisi è finita. Anche Mario Draghi ci prova. Sarà dunque Helicopter Drake? La Banca Centrale Europea butterà i soldi dall'elicottero come la Banca Centrale Americana? Ho ascoltato in religioso silenzio le parole di Draghi, condivisibili i concetti, imbarazzante il suo periodare quando è costretto a passare dagli obiettivi alla realizzazione. Gli allegati al discorso di Draghi sono 500 pagine e mi hanno ricordato i manuali di uso e manutenzione dei robot industriali. Così ho preferito seguire un dibattito in TV su Sky. C'erano un ex premier, un celebre professore e un giornalista economico. Pur essendo passate soltanto 4 ore, evidentemente avevano già letto tutto quel mostruoso documento di oltre 500 pagine, ma su certi passaggi chiave davano interpretazioni bine o trine. Evidentemente o il documento di Draghi era scritto male o gli esperti che ne discutevano non lo avevano letto a 4 ore di distanza dalla presentazione di Draghi e dal suo discorso.
Intanto c'è un problema, scrive Ruggeri, in un certo numero di stati del centro-sud Europa, incapaci di gestire con dignità la grande crisi, dopo aver piagnucolato per anni per far pagare i loro debiti agli stati del centro-nord, Germania in primis, accortisi di essere in bancarotta, chiedono quattrini alla Banca Centrale Europea. Ed ecco la manovra monetaria di Draghi. Ragionando in termini aziendali, le manovre monetarie sono utili soltanto quando si è già fatto una feroce ristrutturazione interna. Peccato che l'uomo giusto in Italia per la spending review, Cottarelli, l'abbiano mandato via sostituendolo con un famiglio, e la macchina produttiva gira già bene, quindi ha bisogno di più credito e più investimenti per girare ancora meglio e per potersi espandere. Cioè, scrive Ruggeri, le manovre di immissione di moneta e di liquidità funzionano quando tu hai già fatto una ristrutturazione interna, tagliando le spese inutili, mettendo in efficienza il sistema, e quando la macchina produttiva tira già, quindi gli dai maggior credito per funzionare meglio. Senza questi presupposti, che per ora non ci sono, i quattrini sono buttati e potrebbero produrre anche effetti negativi. Permettetemi un parallelo con l'acquedotto che porta acqua nelle nostre case. Noi sappiamo che l'orrenda gestione pubblica di questo bene comune, come fu definito, ricordate il referendum, comporta durante il tragitto dell'acqua perdite di ogni tipo, buchi, furti, inquinamenti, eccetera. Soltanto un terzo o metà dell'acqua arriva a destinazione. Così più acqua butti dall'alto e più ne sprechi. Questo è il pericolo della mossa di Draghi. Se i governi, in particolare quello italiano, non riparano l'acquedotto, tutto diventa acqua buttata. Ha ragione Angela Merkel, scrive Ruggeri, a non fidarsi. Lei è l'unica persona seria, purtroppo circondata da una banda di teppistelli politici. Le cose da fare sono note da sempre: produttività, efficienza del settore pubblico e se possibile un suo ritiro, feroci spending review, meno tasse, riduzione del debito pubblico, incremento del PIL, meno diritti gratuiti, più doveri. Se pensiamo di rispondere solo con entusiasmo giovanilista, siamo spacciati. Non è quindi automatico, come si è letto su molti giornali, che questa manovra di Draghi porti alla crescita, anzi può tranquillamente portare a un innalzamento del debito nel medio termine. Draghi ha convinto i tedeschi ad accollarsi il 20% di rischio in caso di bancarotta, che va a sommarsi al rischio di avere in pancia titoli greci, italiani, irlandesi, portoghesi. I birbanti non potevano pretendere di più. Cosa c'è da attendersi a questo punto, conclude Riccardo Ruggeri. Per lo Stato e per i grandi gruppi industriali e bancari c'è da attendersi molto in termini di respiro sul debito e vedrete, i super manager monetizzeranno subito coi super bonus e i politici con più voti. Sono loro, i grandi gruppi industriali e bancari, i veri beneficiari della manovra di Helicopter Drake di Mario Draghi. Per quelli della classe media e della classe povera c'è da attendersi nulla. Quelli della classe media continueranno a diventare più poveri. I poveri avranno un beneficio di qualche punto in meno di disoccupazione giovanile, per lavori però al massimo di bassa qualità, tipo i 7 milioni di tedeschi a 400 euro al mese, in modo che i poveri siano meglio sedati. Speriamo che cessi questa incapacità di guardare in faccia la realtà. Il governo la smetta di sognare e chiacchierare. In questi ultimi anni siamo stati trascinati al fondo da analisi velleitarie e consolatorie, da beceri talk show, da sindacati ignoranti, da sette di potere intoccabili e da politici ridicoli. La combinazione del tutto è stata veramente esplosiva. La manovra di Draghi può bloccare il degrado, oppure al contrario il rimedio può essere peggiore del male. Rispetto a noi, conclude Ruggeri, i greci sono un passo avanti e leggendo Tsipras hanno trovato la persona giusta per andare a chiedere, in modo leggermente meno educato, l'elemosina a Bruxelles, ovvero fare la fine di Santorini, conclude Riccardo Ruggeri su Italia Oggi.
bergamasca del compositore francese. Chiedo alla regia di ridarmi la linea audio perché altrimenti non ci capiamo. Bene, grazie. Allora, altro capitolo, ci sono due servizi, due inchieste interessanti oggi sul tema dell'immigrazione e delle rotte dei terroristi. Si comincia a parlarne, anche se colui che ha buttato là la cosa nei giorni scorsi, il ministro degli esteri Gentiloni, poi se l'è rimangiata. Ha detto con l'immigrazione arrivano anche i terroristi, poi ha detto no, per carità, ho sbagliato. Invece Avvenire oggi certifica quello che il ministro aveva pur detto l'altro giorno, poi rimangiandoselo. Le rotte dei terroristi da Libia e Algeria, che sono gli snodi chiave del traffico di uomini gestito dalle mafie e dallo Stato islamico. Il pezzo a pagina 11 sul quotidiano dei vescovi di oggi, su Avvenire, a firma di Sara Lucaroni. Prima erano le autorità a controllare la costa e a impedire le partenze, almeno formalmente. Adesso invece è ufficiale. Sono i trafficanti a gestire e controllare le nuove rotte che dal Nord Africa arrivano in Italia e sul continente europeo. Gli immigrati vengono da tutto il mondo con l'appoggio di bande criminali. Le frontiere sono spalancate, niente controllo personale, niente controllo sanitario. Arrivano tutti, terroristi e delinquenti. Molti di loro comprano ancora la cittadinanza libica e rimangono in Libia. Gli altri partono per l'Europa, pagando una cifra che oscilla da $1.500 a $3.000 a persona. Lo dice una fonte in Cirenaica e raccoglie appunto Sara Lucaroni oggi per Avvenire. La Cirenaica è la roccaforte dello Stato islamico, dell'ISIS, in Libia. Grazie Sarkozy, grazie Obama e grazie anche all'Italia che si è accodata con Berlusconi a questa fantastica guerra a Gheddafi, che ha prodotto questo meraviglioso risultato. Un business, quello dell'immigrazione, che arricchisce tutti, anche le ramificazioni islamiste dello Stato islamico. L'ultimo allarme è confermato dal ministro Ali Tarhouni, che è il presidente dell'Assemblea Costituente della Libia. La cellula del califfo al-Baghdadi, insediato in Libia, nella città di Derna, ormai da mesi, starebbe avanzando verso Bengasi e le coste ovest, fino a Sabrata, Zuara e Zawiya, che sono poi i porti da cui salpano gran parte dei barconi diretti a Lampedusa, a Malta e in Sicilia. Alla faccia della smentita del ministro Gentiloni. Vergogna. Come gli ultimi due, uno soccorso da Malta con a bordo 87 persone e l'altro intercettato giovedì dalla Guardia Costiera italiana, gli ultimi due barconi. In Libia, dopo l'agosto 2011 e la caduta di Gheddafi, non solo è caos politico, ma la Libia è diventata più che mai il terminale incontrollato delle 3 rotte migratorie africane, crocevia degli interessi di organizzazioni criminali. La via occidentale è il percorso per chi proviene da Mali, Gambia e Senegal, attraversa l'Algeria e giunge in Libia o Marocco. Un percorso che si sovrappone a quello centrale, sul quale convergono i migranti da Niger, Nigeria e Ghana, lo stesso sul quale transitano i flussi di droga e la tratta delle donne destinate dal mercato della prostituzione in Europa, gestito dalla potente mafia nigeriana. Quella rotta di Oriente invece è quella che attraversa l'Egitto ed è la via per chi lascia Somalia, Eritrea, Sudan e Darfur. Secondo gli ultimi dati del Frontex, l'agenzia europea, sono 170.000 gli irregolari arrivati in Italia nel 2014, soprattutto dai porti libici. 50.561 quelli dalle coste egiziane e dall'area greco-orientale. Sono 7.285 quelli con destinazione Spagna. Una folla di gente che non solo paga i trafficanti per il viaggio via terra, ma arricchisce anche chi si è specializzato nell'organizzare la traversata in mare. La Libia è il fronte più ricco e i migranti che arrivano sono spesso i più poveri. Dai container con cui sono trasportati attraverso il deserto vengono concentrati nei centri di raccolta, in balia di trafficanti in attesa di proseguire. Altre volte il rischio è quello di essere catturati e rinchiusi in centri di detenzione. Per uscire si paga e spesso si lavora in semischiavitù nelle grandi aziende agricole per recuperare i soldi per il viaggio in mare. A volte si viene catturati di nuovo, un meccanismo che si autoalimenta senza alcun controllo. E l'allarme, ricorda Avvenire, lanciato dal ministro degli esteri Gentiloni sul rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso gli sbarchi e l'inasprimento delle misure in materia di sicurezza sono al centro di provvedimenti allo studio nei paesi vicini alla Libia e che, come la Libia, si trovano a vivere
una forte ondata migratoria come l'Algeria e il Marocco. Quindi le rotte dei terroristi, confermate le parole del ministro Gentiloni, le prime, nonostante la smentita successiva, era quello che sapevamo, il ministro l'ha detta giusta una volta, poi si è autosmentito, ma la realtà è un'altra ed è documentata per l'ennesima volta, però verrebbe da dire, perché non è certo la prima volta che viene documentata, da Avvenire. Oggi l'inchiesta a pagina che insomma dice due cose semplici, vale a dire che queste rotte dell'immigrazione che convergono sulla Libia sono rotte controllate anche dallo Stato islamico, rotte dei terroristi, che ne abbia poi detto il ministro Gentiloni e tutti coloro che la pensano così. Le rotte sono controllate dai terroristi e i barconi che arrivano a Lampedusa, Malta e Sicilia sono gestione anche dei terroristi dello Stato islamico. Punto. Il mondo è in saldo. British Airways ha delle eccezionali offerte con fantastiche tariffe per centinaia di destinazioni in tutto il mondo. Quindi se stai cercando voli verso città emozionanti, paradisi terrestri, divertenti vacanze in famiglia o perfino avventure selvagge, oggi puoi trovare di sicuro la meta giusta per te con British Airways. Prenota entro il 27 gennaio su britishairways.com. Offerte soggette a condizioni. Ti amo, ma ti lascio. Anzi, ti rottamo. Se ami la tua pelle, Rottama il tuo vecchio fondotinta. Portalo in farmacia. Subito per te il 20% di sconto su un nuovo fondotinta Vichy. Sconto minimo consigliato sul prezzo. E intanto prosperi gli affari per i trafficanti, ma non in Libia, in Egitto e in Turchia, a pochi passi da dove stiamo parlando adesso, a Milano, tra la stazione centrale e il piazzale vicino alla struttura d'accoglienza, in strada, sotto le pensiline, dal venditore di kebab o all'uscita da un albergo cinese. È l'inizio del resoconto dell'inchiesta di Alessandra Coppola e Gianni Santucci sul Corriere della Sera in cronaca di Milano di stamani. La rete è vasta, articolata, multinazionale. In 15 mesi di cosiddetta emergenza Siria, col passaggio costante di profughi attraverso Milano, la rete ha avuto modo di organizzarsi. Mettendo insieme testimonianze di migranti, volontari, operatori e mediatori, si scopre che almeno la metà dei 55.000 approdati a Milano da ottobre 2013 ha fatto ricorso a un passeur,
con un livello di professionalità sempre più alto, al punto che adesso i trafficanti migliori sono in grado di fornire con rapidità biglietti aerei e documenti falsi, con una clausola di assicurazione in caso di fallimento. Negli ultimi mesi la più richiesta è stata la rotta aerea, la più pulita, facile, adatta a famiglie con bambini, ma costosa. Prezzo base 1.500 euro, tutto compreso. Il primo contatto in stazione centrale. Gli uomini vengono condotti da un barbiere, le donne, che pure non rinunciano al velo, vengono truccate. L'aspetto complessivo della famiglia viene occidentalizzato, dopodiché genitori e figli vengono accompagnati agli apparecchi per le fototessere. Tempo 1 settimana, massimo 2, avranno documenti nuovi, di solito svizzeri o greci, con nuovi nomi impronunciabili. È uno degli scogli al controllo passaporti di Malpensa e di Orio al Serio, per quanto il trafficante abbia accuratamente scelto un volo per Stoccolma al mattino presto, sperando in verifiche più fiacche. «Come ti chiami?» chiede il poliziotto. Il malcapitato non sa neanche come si pronuncia la propria nuova identità. Documenti sequestrati, denuncia, invito a presentarsi in questura per regolarizzarsi. Se ha pagato 2.500 euro invece della tariffa base di 1.500, ha il diritto di riprovarci con nuovi documenti e nuovi biglietti, magari presentandosi allo stesso gate. Una scommessa, ma la gran parte dei migranti, a furia di tentare, passa. Il primo contatto con gli infiltrati parla arabo, è siriano, palestinese, forse egiziano. Non si allontana molto dall'area linguistica dei profughi. Si avvicina con circospezione. Suri chiede: siriano? Ha una pronuncia familiare, induce a fidarsi. Il luogo principe delle trattative è la stazione centrale di Milano con le sue strade limitrofe. Ma dall'inizio i centri di accoglienza hanno segnalato facce sospette, passaggi d'auto, via vai poco tranquillizzanti. Lo ha denunciato, tra gli altri, Don Virginio Colmegna, nel periodo in cui la sua Casa della Carità ha destinato alcuni posti ai profughi siriani, ma continuano a raccontarlo molti altri. Tutto questo avviene in stazione centrale a Milano. Sulla questione dell'immigrazione c'è poi da segnalare il pezzo firmato oggi da Domenico Cacopardo su Italia Oggi, nel quale si parla delle porte spalancate, in particolare agli islamici in Italia, a differenza invece degli Stati Uniti, dove, perlomeno da un punto di vista formale, l'iter per acquisire la cittadinanza è un pochino più esigente nei confronti dell'aspirante cittadino americano, perché il giorno in cui il governo americano ti convoca per dichiararti su tua richiesta cittadino degli Stati Uniti, peraltro con relativo inesorabile approfondimento istruttorio nel quale anche le infrazioni alle norme della strada hanno il loro peso, in quel giorno in cui il governo ti convoca per dichiararti cittadino americano, sei sottoposto a un accurato esame riguardante la tua conoscenza della Costituzione, dei tuoi diritti e dei tuoi doveri. Sulla Costituzione dovrai alla fine giurare fedeltà al paese nel quale sarai ammesso dopo questo severo vaglio come cittadino. In Europa invece, scrive Cacopardo, la separazione tra Stato e Chiesa ha fatto, e chiese anzi al plurale, ha fatto sì che nessuno facesse attenzione al fatto che nell'Islam non c'è separazione tra legge religiosa e legge civile, anzi è la legge religiosa che regola i comportamenti dei fedeli, anche dal punto di vista civile. L'inconsapevolezza di questa trappola ha determinato l'attuale situazione della coesistenza di una popolazione ostile con una popolazione autoctona, indifferente, disattenta e anzi indulgente nei confronti di comportamenti che ledono le costituzioni e i cittadini non islamici. In Italia poi si è sparsa la convinzione che l'allargamento della concedibilità della cittadinanza e l'introduzione dello ius soli facciano accrescere il consenso al PD e ai partiti suoi alleati, e quindi si è premuto e si preme per una rapida approvazione delle relative leggi. Il cavallo di Troia per aggirare la Costituzione italiana che lega il diritto di voto alla cittadinanza era stato costruito da alcuni comuni emiliani che avevano deciso di allargare ai residenti il diritto di voto nelle elezioni amministrative locali. Il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dell'Interno, ricorda Cacopardo, ha ritenuto quelle decisioni illegittime, con il voto contrario di 2 dei 3 consiglieri dell'area di sinistra, di cui non farò il nome, scrive Cacopardo, e così la questione venne accantonata.
Il problema, fra l'altro, è che i residenti extracomunitari non sono interessati a ottenere la cittadinanza italiana e dunque, se entra in vigore la legge dello ius soli, cioè uno che sta qua diventa cittadino, a quel punto si creerà una categoria di cittadini italiani largamente anti-occidentale, anticristiana e anti-italiana, con l'imposizione della cittadinanza attraverso lo ius soli. A chiarire bene i termini della questione è il fulminante romanzo dello scrittore Michel Houellebecq, Sottomissione, che racconta come, nella seconda metà degli anni 2020, la Francia eleggerà un presidente islamico e così archivierà lo Stato laico e di diritto. Verrà messa in archivio anche la libertà di stampa e il modello di vita civile fondato su un ateismo maggioritario. Il presidente futuro della Francia, Mohamed Ben Abbès, capo del partito islamico, poco più del 20%, vincerà perché al ballottaggio contro Marine Le Pen otterrà il voto dei socialisti, esclusi dal ballottaggio. La realtà profetica di Houellebecq, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi, è composta da una formale moderazione del presidente islamico Ben Abbès, accompagnata però da attacchi furibondi di terroristi islamici ai luoghi della vita comunitaria francese, centri commerciali, chiese, sinagoghe, e con manifestazioni di singoli, soprattutto singole donne, punite per minigonne e scollature. L'Arabia Saudita, nel nuovo clima, compra e il governo islamico la vende, il governo islamico del presidente francese Mohamed Ben Abbès. L'Arabia Saudita si compra l'Università Sorbona 3, che in breve diventa un centro di irradiazione del modello musulmano. I professori non convertiti vengono estromessi, i convertiti hanno diritto all'applicazione della legge islamica e vengono rapidamente invogliati a sposare più giovani studentesse che smetteranno di studiare per occuparsi delle case e dei figli. L'elemento più devastante del sistema che Houellebecq racconta è la doppiezza, scrive Cacopardo. I presunti moderati sono tali soltanto perché devono dimostrare la mitezza e la democraticità dell'azione politica dell'Islam. Allo stesso tempo, però, le organizzazioni terroristiche impongono i comportamenti ortodossi che i moderati non possono imporre, il tutto nel silenzio assoluto della stampa, che non dà mai notizie degli incidenti. Per esempio, la devastazione della preziosa Place de Clichy, luogo storico della difesa di Parigi dall'offensiva antinapoleonica, con una grande statua dedicata al maresciallo Moncey, viene ignorata dalla televisione e dai giornali, cosicché il grande pubblico non ne viene a conoscenza. Una situazione, quella prefigurata, in cui gli ebrei sono costretti a scappare, e peraltro l'esodo è già iniziato nella realtà, non nel romanzo di Houellebecq, rifugiandosi in Israele o negli Stati Uniti. Poiché oggi è il 70° dell'ingresso dell'Armata Rossa ad Auschwitz, la sottolineatura di Houellebecq viene al momento giusto. Così possiamo ricordare la Shoah e lo sterminio di 16 milioni di europei, 6 milioni dei quali ebrei, e riflettere sulla strada nella quale ci siamo inoltrati e che conduce alla nostra distruzione, giacché per avere un partito islamico anche in Italia, conclude Cacopardo, basta aspettare che il numero dei cittadini italiani di fede musulmana sia tale da garantire il suo ingresso in Parlamento. Sarà allora minata la nostra democrazia e con essa le basi della nostra convivenza.
però anche nelle trasmissioni, in alcune delle trasmissioni successive, un po' a spot, un po' a pezzi, diciamo così, alcuni passaggi del libro, senza ledere naturalmente i diritti d'autore in alcun modo, alcuni passaggi a campione, a spot appunto, del libro di Michel Houellebecq, Sottomissione, edito in Italia da Bompiani per la cifra di 17,5 €, che vale la pena di acquistare se potete e leggerlo, perché a parte il fatto che è scritto benissimo, e su questo Alessandro Baricco, che lo ha sostanzialmente stroncato, non poteva dire altro che non quello che è evidente a qualsiasi lettore, cioè che è scritto molto bene. Dall'altra parte Baricco dice non vale la pena leggerlo perché è un romanzetto di fantapolitica, e mica tanto. Gli ha risposto benissimo, dicevo prima, il corrispondente della Stampa da Parigi, Cesare Martinetti. Il libro va letto per una serie di motivi che poi ognuno di voi deciderà se siano validi o meno, però in ogni caso è un libro che ha una visione sottilmente penetrante, diciamo così, e inquietante di quello che sta accadendo intorno a noi, ed è la storia narrata in prima persona dal protagonista François, che è un professore che, universitario, che si potrebbe dire è arrivato all'insegnamento universitario un po' per caso, un po' così, è autenticamente innamorato di un autore francese, Joris Karl Huysmans, che è un autore abbastanza anomalo, diciamo così, eccentrico rispetto alla letteratura francese più famosa, più importante, che ha anche una parabola di conversione cristiana molto particolare, avvicinabile per alcuni aspetti anche ad alcune tendenze sataniste, diciamo così. In ogni caso è uno scrittore cristiano, fra virgolette, cattolico, cristiano, diciamo così, un po' particolare questo autore ottocentesco, Huysmans, del quale è un cultore, il protagonista del romanzo di Houellebecq, il quale in sostanza diventa professore universitario, un po' scivolando, un po' di malavoglia, ma a partire da un'autentica passione per questo autore francese e per ciò che scrive. Bene, una volta divenuto professore universitario, dopo la laurea, diventa professore universitario all'Università di Parigi 3 Sorbona, meno prestigiosa facoltà rispetto alla quale l'autore François si è laureato, e scrive Houellebecq, facendo parlare il protagonista del suo romanzo: non avevo mai avuto la minima vocazione per l'insegnamento. Qualche lezione privata poi mi aveva convinto quasi subito di come la trasmissione del sapere fosse, nella maggior parte dei casi, impossibile, la diversità delle intelligenze estrema, e che niente potesse sopprimere o anche soltanto attenuare questa ineguaglianza fondamentale. Non mi piacevano i giovani, neanche negli anni in cui potevo essere considerato come facente parte della loro schiera, della loro categoria. Con questo atteggiamento François diventa professore universitario. E ancora, Huysmans era rimasto fino alla fine un naturalista, dice il protagonista del romanzo, a proposito del suo autore preferito. Un naturalista interessato a incorporare nella propria opera il parlato autentico del popolo. Forse per certi versi Huysmans era rimasto addirittura il socialista che in gioventù partecipava alle serate a casa di Émile Zola. Il suo crescente disprezzo per la sinistra non aveva mai cancellato l'iniziale avversione per il capitalismo, il denaro e tutto ciò che potesse avere affinità con i valori borghesi. Era insomma un esemplare unico di naturalista cristiano, questo Huysmans, cioè l'autore preferito dal protagonista del romanzo. Il protagonista del romanzo è il professor François, il quale fa digressioni sulla propria vita anche sessuale, erotica, eccetera, eccetera, intima, ma e sulle proprie passioni letterarie, sul proprio insegnamento, e poi cominciano a entrare intorno alla pagina 27-28 del romanzo i lampi di quotidianità, di vita pratica immaginata da Houellebecq al 2022, anno in cui è ambientato questo romanzo. Davanti alla porta della mia aula, dove il professor François fa lezione, 3 tipi sulla ventina, 2 arabi e un nero, bloccavano l'accesso. Quel giorno non erano armati, come a dire, altri giorni invece era normale che lo fossero, e avevano l'aria piuttosto calma. Non c'era niente di minaccioso nel loro atteggiamento, e tuttavia per entrare nell'aula bisognava attraversare il loro gruppo. Dovevo intervenire. Mi fermai davanti a loro. Sicuramente avevano l'ordine di evitare provocazioni, di trattare con rispetto gli insegnanti della facoltà, o almeno lo speravo.
Io insegno in questa università, devo tenere la mia lezione, dissi in tono fermo, rivolgendomi al gruppo in generale. A rispondermi fu il nero, con un gran sorriso. Nessun problema, signore, siamo venuti soltanto a salutare le nostre sorelle, disse, indicando con gesto rassicurante l'anfiteatro dell'aula universitaria. Come possibili sorelle c'erano solo 2 ragazze di origine magrebina, sedute una accanto all'altra, vestite con un burka nero, gli occhi protetti da una mascherina traforata, erano decisamente irreprensibili, o almeno così mi sembrava. Bene, ora le avete viste, conclusi con bonomia. Potete andare, insistetti. Nessun problema, signore, rispose lui, sorridendo ancor di più. Poi girò i tacchi, seguito dagli altri 2 che non avevano aperto bocca. Dopo 3 passi si voltò verso di me. La pace sia con lei, signore, disse con un leggero inchino. È andata bene, mi dissi, richiudendo la porta dell'aula. Stavolta è andata bene. Non so cosa mi aspettassi di preciso. C'erano state voci di aggressioni a insegnanti a Mulhouse, a Strasburgo, a De, Marsiglia e Saint-Denis. Ma io non avevo mai incontrato nessun collega aggredito e in fondo non ci credevo sul serio. Il mio collega Steve sosteneva che si fosse raggiunto un accordo tra i movimenti dei giovani salafiti e le autorità universitarie e che ne fosse la dimostrazione il fatto che già da 2 anni delinquenti e spacciatori erano completamente scomparsi dai dintorni della facoltà. L'accordo comprendeva una clausola che proibiva l'accesso alla facoltà alle organizzazioni ebraiche. Anche quella era solo una voce difficilmente verificabile, ma restava il fatto che l'Unione degli studenti ebrei di Francia non fosse più rappresentata, sin dalla riapertura dell'anno accademico, in nessun campus della regione parigina, mentre la sezione dei giovani della fratellanza musulmana aveva moltiplicato un po' dappertutto le proprie antenne. Immagine letteraria preveggente, diciamo così, anche la figura che poi abbiamo visto purtroppo nella realtà dei 2 fratelli Kouachi, i 2 attentatori alla redazione di Charlie Hebdo. Sempre brevissimamente, perché siamo alle 11:55, poi ci salutiamo, sempre traendo spunto e leggendovi qualche brano del libro di Houellebecq, sottomissione sempre a caso, giusto per farvi cogliere un po' il sapore di quanto possa essere, come dire, rappresentativo e descrittivo anche della realtà, questa invenzione letteraria, quello che Baricco liquida come un romanzetto di fantapolitica. A un certo punto il protagonista, François, parla con una collega, Marie-Françoise, del rettore dell'università in cui entrambi lavorano, la signora Deleuze, la quale è spacciata, non ha più la possibilità di rimanere a fare il rettore dell'università perché il Consiglio nazionale delle università ha deciso il suo sostituto. Il suo sostituto è Robert Rédigier, e qui c'è un'allusione molto pesante al nome di un intellettuale francese, Robert Redeker,
il quale è stato condannato da una fatwa islamica ben precisa per articoli che aveva scritto contro l'Islam. Bene, nel romanzo, cambiandogli il cognome, Houellebecq immagina che questo personaggio da anti-islamico si converta all'Islam e venga premiato con il rettorato, con la guida dell'università, nella quale il protagonista del romanzo, François, e la sua amica Marie-Françoise operano e lavorano. Rédigé, scrive addirittura Houellebecq, capovolgendo la realtà, perché da 8 anni Rediker è fuggiasco, non si sa più dove sia, dopo aver espresso, un professore universitario, dopo aver espresso le sue posizioni anti-islamiche. In Francia non si sa più dove sia ed è fuggiasco. Ebbene, nel capovolgimento romanzesco, invece, questo anti-islamico si converte all'Islam e addirittura viene premiato perché viene nominato rettore dell'università. Questo Rédigé, scrive nel romanzo Houellebecq, era famoso per le sue posizioni filo-palestinesi. Era stato uno dei principali artefici del boicottaggio delle università israeliane. E poi si inserisce a questo punto nel romanzo il tema delle elezioni politiche. C'è il risultato della fratellanza musulmana che non è prevedibile. Se superano la barriera simbolica del 20% potrebbero influire sul rapporto di forze fra le diverse forze politiche. Insomma, c'è la campagna elettorale, primo turno delle presidenziali e poi il secondo turno. Guardavo il dibattito politico a France 2, c'era la candidata del Fronte Nazionale. Lei dichiarava il proprio amore per la Francia. Ma quale Francia? Le obiettavano senza molta pertinenza alcuni commentatori di centro-sinistra, scrive Houellebecq, e poi prosegue nel racconto di questa campagna elettorale del 2022. Molti maschi si interessano alla politica e alla guerra, scrive Houellebecq, facendo parlare il suo protagonista del romanzo, François. Ma io non apprezzavo granché quelle fonti di divertimento. Mi sentivo politicizzato quanto un asciugamani e questo era senz'altro un peccato. È vero che durante la mia giovinezza le elezioni erano la cosa meno interessante possibile. La mediocrità dell'offerta politica era addirittura sbalorditiva. Un candidato di centrosinistra veniva eletto per 1 o 2 mandati a seconda del suo carisma individuale. Oscuri motivi gli impedivano di concluderne un terzo. Poi la popolazione si stufava di quel candidato e più in generale del centrosinistra. Si assisteva a un fenomeno di, virgolette, alternanza democratica e gli elettori portavano al potere un candidato di centrodestra, anche lui per 1 o 2 mandati, a seconda della natura specifica. Curiosamente, i paesi occidentali erano molto fieri di questo sistema elettorale, che tuttavia era poco più che una spartizione del potere tra 2 gang rivali. A volte arrivavano addirittura a scatenare guerre allo scopo di imporlo ai paesi che non condividevano il loro entusiasmo. Successivamente, scrive ancora Houellebecq, l'avanzata dell'estrema destra aveva reso un po' più interessante, facendo aprire sui dibattiti il brivido dimenticato del fascismo, aveva reso un po' più interessante la cosa, la politica. Ma era stato solo nel 2017 che le cose avevano cominciato a cambiare davvero, con il secondo turno delle presidenziali. La stampa internazionale, basita, aveva potuto assistere allo spettacolo vergognoso, ma aritmeticamente ineluttabile, della rielezione di un presidente di sinistra in un paese sempre più dichiaratamente a destra. Un'atmosfera strana, opprimente, si era diffusa nel paese nelle settimane successive allo scrutinio. Era una sorta di disperazione soffocante, radicale, ma attraversata qua e là da bagliori insurrezionali. In molti a quel punto avevano scelto l'esilio. Un mese dopo i risultati del secondo turno, Mohammed Ben Abbès annunciò la creazione della fratellanza musulmana, scrive Houellebecq. Per il momento ci fermiamo qui, anche perché sono le 12 e dobbiamo fermarci qui. Questi erano solo alcuni passaggi del libro di Michel Houellebecq, Sottomissione. Libro da leggere, che ne dica Baricco e tutti i baricchi d'Italia. Non c'era una volta una golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono 2. C'è la